Peggio di Agrigento nessuno. L'ennesimo dato negativo riguardante la città dei templi è relativo ai redditi dei cittadini. Ancora una volta è il Sole 24 Ore a confermare come Agrigento risenta sempre degli effetti negativi. Questa volta il discorso riguarda i redditi degli agrigentini dichiarati al fisco nel 2017 e riferiti all'anno 2016. Stando proprio allo studio del quotidiano, Agrigento è tra i capoluoghi di provincia che ha risentito di più la crisi economica a partire dal 2008. Dai numeri riportati dal quotidiano economico, Agrigento è così la terza città italiana a subire pesantemente la crisi, perdendo il 7% pro capite in 8 anni. Secondo il Sole 24 Ore, in Sicilia nessuno sta peggio di Agrigento. Sulle difficoltà che non hanno mai abbandonato il territorio della provincia pesa molto la crisi dell'edilizia che, secondo l'Associazione dei Comuni, ha finito per ridurre drasticamente il numero dei posti di lavoro e di conseguenza il fatturato delle varie imprese. Insomma, un altro studio che conferma il difficile momento vissuto dalla città di Agrigento, che purtroppo non sembra per niente finito.